Col progetto dobbiamo andare avanti, il finanziamento è già stato acquisito e non ci sono motivi per cui recedere, anzi la Corte dei Conti ci chiederebbe risposte in merito se recedessimo da un finanziamento ottenuto, seppur dalla passata amministrazione, per un asilo nido che i dati dimostrano a richiesta, perché l'attuale asilo nell'ultima iscrizioni aveva addirittura 60 richieste che sono rimaste in lista d'attesa. Queste le parole dell'assessore ai lavori pubblici. Non ci sono motivi gravi, in sintesi, per bloccare un progetto già finanziato con i fondi PNRR per cui il Comune è vincolato alla realizzazione dell'opera e alla soluzione messa in campo dall'amministrazione per andare incontro alle richieste di salvaguardare il verde, andando a dotare il quartiere di un'altra area verde attigua. I residenti ribadiscono le ragioni del loro no. Siamo andati a sentire la loro opinione. Il comitato continua a ribadire che mangiando questo territorio qua, questa zona qua, con questa valenza che ha in questo momento per la socialità, per il verde, per i bambini che giocano, per le uscite delle scuole, questo non ci sarà più. Anche se loro ci promettono di fare quest'area qua da un'altra parte, non ha la stessa compensazione, non è la stessa cosa, perderà tutto il valore che ha questa zona qua. Qui ci si incontra perché è in centro e quindi è il punto di contatto, vecchi, giovani, bambini si incontrano. Dall'altra parte è un angolo dove ci sono le macchine che passano, è tutto diverso. Qui ci sono i ragazzi che vengono qua, gli scout, ci sono stati i ragazzi del campo scuola gli ultimi 15 giorni qua che oltre alla palestra, vabbè, ma erano sempre qua fuori. Qua ragazzi che giocano sempre, quindi io non vedo nient'altro dove possono andare a giocare, insomma, per me fare una roba del genere è una roba proprio, cioè rimaniamo chiusi tutti quanti, non possiamo neanche più muoverci, non abbiamo più verde, non abbiamo più niente. Non ha niente a che fare con il parco città qua, questo è un parco dove possono giocare tutti. Sentire che questo parco verrà chiuso, nel senso che verrà fatta una struttura, è veramente un grande dispiacere perché perdiamo tanto di quel verde. Voi non smetterete la vostra forma di protesta? No, perché è una cosa che è troppo sentita, abbiamo il cuore che ci fa piangere per vedere questi soprusi ambientali, non si può accettare tutto.